La dirigenza del mercato agroalimentare di Padova si definisce estranea all'indagine della Guardia di Finanza di Treviso, che ha scoperto falsi contratti d'appalto che riguardano cooperative che a loro volta sono impiegate da alcuni grossisti che operano all'interno dell'area del MAP, coinvolto dunque suo malgrado dall'inchiesta. Come mercato in sé, come istituzione, come società MAP, noi siamo concessionari dell'area mercatale che è di proprietà del comune e subconcedenti ai vari operatori. Naturalmente è come fossimo degli amministratori di condominio, non è che possiamo entrare nel merito specifico di come ogni condomino agisce. Nel mirino dei finanzieri fatture per operazioni inesistenti da cui è scaturita la detrazione falsa di IVA per 1.400.000 euro, ma il tema delle cooperative, sostiene Liccardo, va affrontato a livello nazionale. Ci sono dei meccanismi che vanno rivisti sul piano proprio legislativo e sul piano delle prassi, perché chiaramente poi nel tempo si stratificano delle prassi che magari non sono corrette. Questo sarà un compito poi di chi deve giudicare e valutare. Per quanto ci riguarda, noi quello che abbiamo messo in campo, stiamo mettendo in campo, è una grande attenzione anche a mettere in campo tutti gli strumenti che possano garantire la legalità in tutti i suoi aspetti. A giorni presenteremo anche il primo bilancio di sostenibilità, cui non saremo neanche tenuti, ma lo facciamo proprio perché abbiamo una considerazione ampia del tema sostenibilità che va dalla sostenibilità ambientale a quella economico-finanziaria e a quella etica